I risultati complessivi della prima giornata di C1 hanno dato cornice più attendibile all'anticipo romano del Matera e al pari ottenuto al Flaminio. Senza le distrazioni degli ultimi minuti contro la Lodigiani, l'11 di Di Benedetto avrebbe ottenuto un bottino pieno esterno al pari del Perugia. Non solo distrazioni per la verità, ma anche sprechi incredibili, meno vistosi nell'occasione capitata a Picci, incredibili nella palla che Lorè tutto solo è riuscita a spedire al lato. È una squadra comunque il Matera che deve ancora crescere. L'innesto di De Solda avrà il suo peso e davanti il mister dovrà escogitare qualcosa per dare corpo a una manovra che dalla difesa in su sembra snodarsi molto agevolmente. Impressioni, sia chiaro, di soli 90 minuti di gioco. Le conferme a partire da domenica prossima, ancora in campo neutro, contro una Salernitana che non sta certamente esaltando né pubblico né critici.